Eder. Mac. Pallister. La tragica e avvolta nel mistero morte di Liliana Resinovic, una donna di 63 anni, ha gettato un'ombra oscura sulla città di Trieste. Il suo corpo senza vita è stato scoperto il 5 gennaio 2022 all'interno di un bosco situato nelle vicinanze dell'ex ospedale psichiatrico locale, avvolto in modo inquietante in sacchi neri. Nonostante le indagini, la vera causa della sua morte resta ancora avvolta nel mistero, provocando un vortice di speculazioni e discussioni pubbliche. A complicare ulteriormente il caso, sono emerse feroci battaglie legali, scatenate da dichiarazioni rilasciate attraverso la televisione e i social media. Al centro di queste controversie si trova Sebastiano Visintin, il marito della defunta Liliana, il quale si trova ora a dover affrontare un processo per diffamazione. La sua condotta è stata infatti oggetto di scrutinio a causa di alcune affermazioni da lui proferite in merito ai vicini di casa, i coniugi Salvatore Nasti e Gabriella Micheli. Durante varie apparizioni televisive, Visintin, sotto la tutela legale degli avvocati Paolo Bevilacqua e Alice Bevilacqua, è stato convocato a giudizio dal giudice Alessio Tassana a seguito di una dettagliata udienza predibattimentale tenutasi presso il Tribunale di Trieste. Gli eventi incriminati hanno preso il via il 14 luglio 2023, quando, durante la messa in onda del programma Quarto Grado su Rete 4, Visintin ha sollevato pesanti dubbi sui suoi vicini, insinuando che essi potessero nascondere delle verità indicibili. Pochi giorni dopo, il 19 luglio, Visintin è tornato a far parlare di sé nel corso del programma Estate in diretta su Rai 1. Alla domanda di una giornalista curiosa di sapere quali fossero i suoi sospetti, Visintin ha dichiarato apertamente che tra i vicini Nasti e Micheli, e un certo Sterpena, vi fossero delle conoscenze taciute. Ha asserito di aver visto Micheli con gli occhi rossi, come se avesse pianto, alludendo a un inizio di serie di azioni sospette. Non soddisfatto, Visintin ha ulteriormente alimentato le polemiche il 29 settembre 2023, ancora una volta a Quarto Grado, insinuando che i vicini si fossero recati a casa sua con l'ausilio di un sotterfugio e avanzando pesanti dubbi riguardo un presunto furto di oggetti di valore, incluse delle chiavi mancanti. La questione legale vedrà coinvolti anche i coniugi Nasti e Micheli, rappresentati dall'avvocato Francesco Mazza, che hanno contestato le insinuazioni ben più gravi di quelle emerse dai semplici diverbi, suggerendo un possibile coinvolgimento nella scomparsa e morte di Liliana, oltre che un presunto furto di beni dalla casa di Visintin. Parallelamente, un altro processo ha coinvolto una youtuber, resa responsabile di diffamazione a seguito di un'intervista pubblicata online, in cui aveva osato parlare di Micheli come presunta amante di Visintin, aggiungendo che quest'ultima avrebbe depistato le indagini per rancore accumulato verso di lui. Il giudice Tassana ha deliberato una condanna che include una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, un risarcimento danni di 6.000 euro a favore di Micheli e di 1.000 a vantaggio di Nasti, oltre al carico delle spese processuali. Mentre l'intricata rete legale si dipana, il clima di tensione a Trieste rimane alto, con una cittadinanza smaniosa di scoprire verità finora annegate nel silenzio e nel sospetto. La storia di Francesco Vinci, una figura cruciale nell'intricata rete di indagini della cosiddetta pista sarda legata ai mostruosi delitti del mostro di Firenze, ha recentemente riacquisito interesse attraverso l'esame di DNA sui resti riesumati nel cimitero di Montelupo. Vinci, coinvolto pesantemente nell'inchiesta che si concluse con il proscioglimento degli indagati, aveva alimentato sospetti e teorie per anni, fino alla conferma della sua identità grazie al confronto genetico, richiesta e ottenuta dal criminologo e investigatore privato Davide Cannella, procuratore speciale della famiglia Vinci. Vitalia Melis, la vedova di Francesco Vinci, è stata una figura chiave nel perseguire l'accertamento dei fatti, spinta dalla convinzione che la sua morte potesse essere stata orchestrata come una macabra messa in scena. Nonostante il risultato non abbia rivelato sorprese inaspettate, il chiarimento genetico aggiunge profondità al materiale investigativo raccolto attorno a questo caso.
Come spiega Cannella, il DNA di Vinci potrebbe essere messo a confronto con alcuni campioni incrociati sui luoghi dove si consumarono i famigerati delitti. Per esempio con il campione sconosciuto isolato da un pantalone delle vittime degli omicidi di Scopeti. Questo profilo genetico era già stato comparato con quello di un altro membro della famiglia Vinci, ovvero il figlio di Salvatore. Parallelamente, si sta procedendo con un altro esame genetico di significativa rilevanza, il test di paternità riguardante Natalino Mele. Natalino, il bambino risparmiato e probabilmente salvato dal killer durante il delitto del 1968 a Signa, in cui persero la vita sua madre Barbara Locci e l'amante Antonio Lobianco. Rimane tuttora al centro di incertezze storiche e investigative. La riesumazione dei resti di Francesco Vinci fu deliberata nel settembre scorso dalle PM Ornella Galeotti e Beatrice Giunti con l'obiettivo di confermare l'identità del corpo trovato brutalmente, ucciso, incaprettato e carbonizzato, nel bagagliaio di un'auto nell'agosto del 1993, in una zona rurale nei pressi di Pisa. Gli accertamenti su quei resti, condotti presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze, hanno coinvolto un team di esperti nominati dalla Procura, il medico legale Martina Focardi e il genetista Ugo Ricci, nonché quelli scelti dalla vedova Melis, il genetista forense Eugenio Dorio e il medico legale Aldo Allegrini. Francesco Vinci, insieme al fratello Salvatore, era stato fondamentale nella pista sarda, dopo che Stefano Mele, il marito della donna assassinata a Signa, li aveva incriminati come amanti della moglie, conducendo alla sua stessa condanna per duplice omicidio e diffamazione contro i Vinci, nonostante l'arma del crimine non fu mai ritrovata. Durante le successive indagini si scoprì che essa era stata utilizzata anche nell'omicidio del 1974 di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini a Borgo San Lorenzo, arrestato e accusato nel 1982 di essere il mostro. Vinci fu successivamente scagionato nel 1983 quando, mentre si trovava in carcere, l'assassino colpì nuovamente, uccidendo 2 ragazzi tedeschi a Giogoli, il che portò alla caduta di tutte le accuse contro di lui. Infelice epilogo di questa saga fu il ritrovamento, 10 anni dopo, del corpo di Francesco Vinci, anch'esso carbonizzato accanto al corpo di Angelo Vargiu, suo servo pastore, nel bagagliaio di un'automobile abbandonata nelle campagne di Chiani nel Pisano. Il caso Vinci, tra memoria storica e indagini attuali, continua a gettare luce sui misteri oscuri che tuttora avvolgono gli efferati delitti del mostro di Firenze. Fra, se vai allo studentato ti devi portare una corda e uno sgabello, se no vai in overdose. 2 pasticche di farmaco e stai a posto, e prima di morire stai in paradiso. Ma non è certo, ti ritrovi in ospedale. Con 160 mg di farmaco è certo che muori, così almeno ti diverti tantissimo prima di morire. Sì, ma soffri, io non voglio soffrire. Il contrario, proprio l'effetto del farmaco è il piacere. Fra, cazzo, i telefoni, hai tutto, mi bastano a me. No, tranquillo, non ho foto salvate. Ti sbloccano il telefono, aprono Telegram, entra in call, parla con un morto. No, vabbè, è morto davvero. Chiamiamo ambulanza a quel fesso? E fra, col tuo cell, però se vanno lì... No, con quello di un compagno di classe. Non sono a scuola, ma poi non ho capito, serio? No, per finta. Mo, se è vero lo trovano col cell e tutto? Un po' di cazzi nostri. Ho sbagliato, 300 euro nel cesso. Il caso Saman Abbas, il dramma senza fine, tra le lacrime dei genitori in aula e le ombre di un delitto familiare. Non siamo stati noi a uccidere nostre figlie. Né io, né mia moglie. Ho lottato per crescerli, i miei figli. E adesso questo dolore lo porterò dentro di me per sempre. La voce di Shabbar Abbas trema, si spezza più volte nel silenzio della Corte di Assise d'Appello di Bologna. Il padre di Saman, la 18enne pakistana scomparsa a Novellara tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 e ritrovata senza vita 1 anno e mezzo dopo, racconta la sua versione dei fatti in un'aula blindata, dove il silenzio si fa pesante, rotto soltanto dai singhiozzi e dalle parole spezzate. Shabbar inizia dal 14 aprile 2021, quando, racconta, si era rivolto a un conoscente indiano per prenotare i biglietti per tornare in Pakistan. Un viaggio programmato da tempo, spiega, e che nulla aveva a che fare con la figlia.
Poi, ricorda quella sera, il 30 aprile. La tensione in casa, la figlia al telefono che diceva a qualcuno di prepararsi, che stava per uscire. Chiamai Danish, racconta il padre in aula, gli chiesi di venire insieme ai cugini di Saman, Ikram e Nomanulak, per dare una lezione a quel ragazzo. Ma dissi loro di non picchiarlo troppo. Il ragazzo di cui parla è Saqib Ayub, il fidanzato di Saman, con cui la giovane voleva costruirsi un futuro lontano da imposizioni e da un matrimonio combinato. Quella libertà, forse, le è costata la vita. Shabbar prosegue con il suo racconto. Loro mi dissero che ci avrebbero pensato. Io però ero in ansia. Sono uscito per controllare, ma non ho visto nessuno. Quando sono tornato a casa, portavo con me un sacchetto con gli abiti di mia moglie. La mattina seguente, verso le 7:30, sono tornati. Dopo il caffè ho chiesto loro cosa fosse successo, e loro mi hanno risposto, niente. Il padre di Saman insiste sul dolore patito, sul malessere della moglie Nazia dopo l'intervento dei servizi sociali, che avevano affidato la ragazza a una comunità per proteggerla. Mia moglie si dava testate al muro, non mangiava più. Ogni volta che andavo a chiedere di poter vedere nostra figlia mi chiudevano la porta in faccia. Nessuno può capire il dolore di due genitori a cui viene strappato un figlio. Quando l'avvocato di Danish Hasnain, Liborio Cataliotti, gli chiede spiegazioni sulle telefonate di quella sera, Shabbar è fermo, parlammo solo di soldi. Poi, all'ultima chiamata, gli dissi che Saman stava uscendo con quel ragazzo. Mi chiese se fossi sicuro che fosse lui. Gli dissi di sì. Ma non ho mai detto a mio figlio Ali di registrare le chat di Saman. E mia moglie non sapeva neanche usare un cellulare. Il giudice lo incalza. Davvero aveva chiesto al fratello di dare una lezione a Saqib? La risposta di Shabbar arriva decisa, sì, l'ho chiesto a Danish perché avevo un mal di schiena e non potevo andare io. Ma solo per spaventarlo, non per altro. Non volevo che usassero violenza. Poi tocca alla madre di Saman, Nazia Shahin. La sua dichiarazione spontanea inizia con un ringraziamento alla corte per aver escluso le telecamere. La sua voce, spezzata dall'emozione e tradotta dall'interprete, fa fatica a emergere, non sono stata io a uccidere mia figlia. Quella sera Saman è uscita di casa. Noi eravamo con lei, si vede dalle telecamere. Ma avrei voluto che ci fosse anche la registrazione delle nostre voci, mentre la imploravamo di non andare via. Nazia racconta gli ultimi momenti vissuti insieme alla figlia, la colazione, la tintura dei capelli che il padre le aveva portato, la doccia, il trucco. Mi ha chiesto come stesse, mi ha chiesto di baciarla. L'ho baciata sulle mani, sulla guancia. Poi ha chiesto ad Ali di scattarle delle foto con il padre, perché stava per tornare in comunità. Era felice, ma io piangevo. Lei mi chiedeva perché piangessi, e io le dicevo, non andare. La sera del 30 aprile, racconta ancora Nazia, la tensione era palpabile. Continuavo ad avere attacchi di panico. Siamo uscite di casa, io e lei. Lei camminava davanti a me, veloce. Ho visto mia figlia sparire davanti ai miei occhi. Quando le chiedono di quel sacchetto che Shabbar portava al rientro, Nazia nega che contenesse i documenti della figlia. Quello che ci siamo scambiate sulle scale erano solo 200 euro, perché voleva comprarsi un cellulare nuovo. Poi il viaggio in Pakistan, programmato prima della scomparsa della ragazza. Ero io a voler partire, racconta la madre, stavo male. Shabbar doveva solo accompagnarmi e tornare indietro dopo una settimana. 2 settimane dopo la partenza, la notizia, Saman era morta. Un vicino ci disse di averlo letto su internet. Quando Shabbar tornò in Italia, mi confermò che era vero. Ma non me lo aveva detto prima per non aggravare il mio stato di salute. Nazia piange, non sono stata io. Vivo di attacchi di panico dal 2020, da quando Saman è stata portata via dai servizi sociali. Sono morta dentro. Voglio solo incontrare mio figlio Ali e mio marito. Voglio chiedere alla corte. I genitori hanno meno diritti di una comunità che ci ha portato via nostra figlia e che adesso ci nega anche di vederla per l'ultima volta? La Corte d'Assise d'Appello ha intanto accolto la richiesta di sentire Dominic Salsarola.
l'archeologo forense che si è occupato degli accertamenti sulla fossa in cui il corpo di Saman è stato seppellito. Secondo l'avvocato Barbara Iannuccelli, legale di Saqib Ayoub, la sua testimonianza sarà fondamentale per chiarire la tempistica e la dinamica dello scavo. Salsarola ha individuato gli sgrotti, ha rilevato come la buca fosse troppo stretta e sia stata allargata solo dopo aver disteso il cadavere. È un elemento chiave per capire quanto tempo si sia impiegato e chi abbia effettivamente compiuto quel gesto. La perizia richiesta dalla difesa di Shabbar Abbas sul sacchetto che aveva in mano quella sera è stata respinta. Il prossimo 4 aprile si tornerà in aula, e uno dei due cugini assolti in primo grado, Nomanulak, potrebbe decidere di rendere dichiarazioni spontanee. Il processo va avanti. Ma nel dramma della famiglia Abbas, tra le lacrime e le dichiarazioni strazianti, resta ancora un'unica grande certezza: Saman non c'è più. E la verità, quella definitiva, resta ancora un labirinto di ombre, sospetti e contraddizioni. Oggi, giovedì 20 marzo, è stata confermata in aula la deposizione fornita agli inquirenti riguardo ai rapporti intercorsi tra Marco Soracco e Anna Lucia Cecere. I testimoni, presentatisi per la prima volta in tribunale, hanno rivelato che Soracco, all'epoca datore di lavoro di Nada Cella, la giovane segretaria ritrovata agonizzante nello studio di Chiavari dove operava il 6 maggio 1996, è Anna Lucia Cecere, ora incriminata per il delitto, si frequentavano. Questa testimonianza era già stata raccolta dalla polizia tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Ora, in aula, i testimoni hanno confermato le loro dichiarazioni. Cecere è accusata di essere l'autrice del brutale assassinio di Nada Cella, la cui morte rimane avvolta nel mistero. Soracco, dal canto suo, è imputato di favoreggiamento, poiché gli inquirenti sospettano che abbia intenzionalmente deviato le indagini per proteggere Cecere. Vincenzo Daneri, un compagno di ballo di Soracco al tempo dei fatti, ha dichiarato: giorni prima dell'omicidio li ho visti insieme a un pranzo organizzato dalla scuola di ballo. Soracco era con una ragazza di bell'aspetto, seduti accanto a me. Quando è iniziata l'indagine, ho riconosciuto la foto di Cecere e volevo parlarne con i carabinieri. Un avvocato mi sconsigliò di farlo, e per troppo tempo ho portato questo peso dentro di me. Durante la stessa seduta in tribunale, Soracco ha fornito dichiarazioni spontanee, affermando che quel giorno fosse accompagnato da un'altra amica. Ha inoltre sottolineato: lasciavo sempre la mia auto in strada perché non avevo un garage, quindi è naturale che qualcuno l'abbia vista vicino alla casa di Cecere. La seconda testimone, Sara Giorgi, ha confermato che nel 1996 Cecere e Soracco avrebbero frequentato insieme almeno una volta una scuola di danza a Chiavari. Giorgi ha ricordato: Soracco abitava vicino alla casa di un mio amico, e quando lo incrociavo in strada mi fissava, il che mi infastidiva. Una sera lo vidi con una donna, stavano ballando, ed era evidente l'armonia tra loro. Nel 2021, quando la fotografia di Cecere fu diffusa dai media, Giorgi riuscì a collegare quella donna alla persona che aveva visto nella scuola di ballo anni prima. Nel processo relativo all'omicidio di Alice Neri, avvenuto il 17 novembre 2022 nelle campagne di Concordia, emergono dettagli significativi riguardo all'incendio della sua vettura. La ricostruzione in aula, avvenuta anche attraverso un filmato presentato da un consulente della pubblica accusa, si concentra sulla dinamica del rogo. È stato rilevato che vi erano residui compatibili con olio minerale, anche se alcuni esperti ritengono che tali tracce potrebbero riflettere altre situazioni, come il fumo dell'incendio o la combustione delle parti in plastica dell'auto. L'unico accusato per il delitto è Mohamed Gaoul, di fronte alla corte d'assise, presieduta dalla dottoressa Esther Russo. Sono stati chiamati vari consulenti per tentare di chiarire quanto accaduto quella tragica notte nei pressi dei laghetti di Fossa. Secondo l'accusa, Gaoul avrebbe utilizzato olio esausto per incendiare la macchina dopo avervi inserito il corpo della vittima, morta per 7 coltellate. Si sostiene che l'imputato conoscesse bene quei luoghi e fosse a conoscenza della vicinanza di una tanica di olio lubrificante. Nel corso della giornata, anche i periti informatici hanno dato il loro contributo.
analizzando il cellulare di Gaul e il suo traffico dati, hanno sottolineato che, sebbene egli abbia navigato tra le notizie sulla morte di Alice Neri, non ci sono prove che lo facessero con intenti mirati. Questo punto viene sollevato dall'avvocato della difesa, Roberto Ghini, che sostiene la possibilità che qualsiasi tipo di olio lubrificante fosse stato utilizzato e che non ci siano elementi sufficienti per determinare la quantità o il modo di utilizzo. D'altro canto, Cosimo Zaccaria, avvocato della famiglia di Alice Neri, ribadisce la tesi della pubblica accusa. Vi sarebbe stata la presenza di benzina e olio lubrificante come combustibili per l'incendio. A ulteriore conferma di ciò, si trova una tanica d'olio poco distante dal luogo in cui è stata bruciata l'auto e l'accusato, che conosceva bene la zona, avrebbe potuto facilmente accedere a tali materiali. La ricostruzione dei fatti mostra come il veicolo sia bruciato per oltre 40 minuti. Durata compatibile con quanto testimoniato da un passante che riferisce di avere visto l'imputato sporco di olio da motore la mattina successiva. Inoltre, nelle giornate successive all'omicidio, l'imputato ha visitato ripetutamente siti web riguardanti la morte di Alice Neri, e non molto tempo dopo ha lasciato l'Italia. Questi comportamenti per l'accusa rappresentano prove significative a sostegno delle loro affermazioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.